arriva dovete tenere conto che il record attualmente è tenuto dalla città di Ascoli Piceno, perché 10 anni fa, nel 2010, aveva realizzato la forma di formaggio con latte di pecora più grande del mondo, con 3.500 litri di latte per un peso di 534 kg e 700 grammi, quindi il nostro impegno, l'impegno della comunità di Loculi, ma è la collaborazione dei paesi che abbiamo citato, dei 50 pastori, del caseificio, dei maestri casari, di tutta una comunità, è quella di superare i 535 kg, quindi vediamo che cosa succederà. Questo è l'ingresso in scena del nostro protagonista, e diciamo che la cerimonia ufficiale per la pesatura della forma di oltre 1,60 m di diametro, 60 cm di altezza, che dovrà superare i 535 kg per poter essere annoverata fra i nuovi record. Poi avremo modo anche di parlare con uno dei giudici italiani, Lorenzo Veltri, che certificherà insomma questo momento. E tra l'altro prima di questa cerimonia, non appena il nostro gigante arriverà su questa piattaforma bilancia, noi saluteremo questo momento con un canto dell'area della Baronia. C'è il coro Voces e Amentos di Galtellì che avrà modo di cantare, di segnare insomma questo momento, speriamo trionfale, ma tutti facciamo gli scongiuri per far sì che insomma quella di oggi possa essere davvero una giornata da ricordare come orgoglio, la giornata dell'orgoglio per il lavoro, per l'attività produttiva di questo territorio e dell'isola intera. E la Sardegna, con uno dei comuni più piccoli del nostro territorio regionale, ha acceso una sfida così grande, presentando la forma di formaggio non più grande dell'isola, non più grande dell'Italia, non più grande dell'Europa, ma più grande del mondo. Quindi insomma veramente una scommessa ardua che merita questo applauso che qualcuno ha fatto partire. Buonasera, eccoci qua. Buonasera, a distanza di un anno, ci siamo visti l'anno scorso che hanno preparato il tutto, e l'anno scorso è stata aperta la forma di formaggio preparata nel 2018, quest'anno sarà un lavoro un po' più impegnativo per questi signori abili che con strumenti piuttosto importanti avranno modo insomma di tagliare poi questa forma e di fare in modo che possa essere distribuita, perché poi la cosa bella è soddisfare tutti i sensi, quello della vista ma anche quello del gusto, per carità, poi anche dell'olfatto, che sarà un bel profumo del nostro pecorino, ma soprattutto il gusto che dovremo soddisfare, e quindi vedremo come sarà. Il coro Voces e Amentos è già pronto, quindi magari preparerà un canto allegro, festoso. Io non so che cosa abbia preparato il maestro, ma immagino insomma una cosa di buon auspicio per questa
festa così importante. Tanta la musica, l'abbiamo detto, col coro e con i Niera, e poi parleremo a lungo con l'avvocato Luche, con Alessandro Luche, che è il sindaco che ha creduto molto in questa operazione, in questa avventura. Quindi fra le realtà coinvolte abbiamo detto anche la cooperativa La Rinascita di Onify, da dove è arrivato, insomma, la forma, e si è presentata qui nella piazzale. Vi raccomandiamo naturalmente, come avete visto all'ingresso c'erano tutte le indicazioni, vi raccomandiamo di mantenere le giuste distanze affinché tutto possa svolgersi regolarmente. Questo è molto importante, di distribuirvi mantenendo la distanza di 1 metro come da prescrizione. Allora, visto che si vuole coinvolgere, si è coinvolta in realtà tutta la comunità, ma uno sguardo importante è rivolto ai più piccoli di Loculi, quindi tutti i bambini e ragazzi di Loculi sono pregati di andare subito lì al gazebo dell'ingresso, perché lì ci sarà una maglietta per tutti voi che testimonierà, insomma, di questa giornata, per cui la dovrete prendere e indossare. Poi faremo una foto con tutti i più giovani di Loculi con la maglietta distintiva di questa edizione, e sarà, appunto, come si diceva, una sorta di passaggio di consegne, perché poi speriamo che queste iniziative possano proseguire. I più piccoli ricorderanno questa giornata e poi in futuro avranno modo di collaborare anche loro, insomma, per realizzare imprese importanti come quelle di stasera. Quindi tutti i bambini e ragazzi di Loculi sono pregati di rivolgersi, di andare al gazebo di ingresso, dove c'è la registrazione dell'ingresso del pubblico, per ritirare la relativa maglietta. Una delle cose importanti di questo gigante del cetrino è che i 50 pastori che hanno lavorato, la cooperativa La Rinascita, tutta la comunità di Loculi, 50 pastori che si sono alternati, hanno utilizzato tutta la metodologia tradizionale che si usa per la produzione dei formaggi nelle forme standard, evidentemente nella produzione dell'attività ordinaria, quindi la sapienza e la conoscenza di una metodologia antica, secolare, tramandata di generazione in generazione. Ecco, le stesse tecniche, modalità sono state apportate, effettuate per la realizzazione del gigante. Quindi c'erano 33 grandissimi calderoni che sono serviti, insomma, per la preparazione del latte. Abbiamo detto 4.500 litri, pensate, una cosa veramente incredibile a lavorare. Soltanto un gruppo di lavoro affiatato, soltanto tanta capacità, tanta esperienza, tanta voglia di scommettere, di vincere, di raggiungere l'obiettivo. Tutto questo ha fatto sì che si potesse, insomma, realizzare quello che stiamo vedendo adesso sul camion, ma che fra qualche istante
come tutti i grandi protagonisti sarà qui sul palcoscenico, anzi esattamente al centro del palcoscenico, per testimoniare insomma la realtà di questa scommessa. Una forma di formaggio di 1,65 m oltre di diametro, di 60 cm d'altezza, e speriamo sicuramente più di 535 kg, perché 534,700 è il peso che 10 anni fa la città di Ascoli Piceno ha raggiunto nella sua gigantesca forma, e da quell'anno, da 10 anni, il loro record è rimasto imbattuto, e noi speriamo tanto insomma che la Sardegna possa in qualche modo, almeno dal punto di vista della competitività, della competizione, battere le Marche per questa nuova sfida. Lo auspichiamo tutti e stasera insieme scopriremo se sarà così. Tutte queste attività che sono iniziate nel 2019, esattamente il 12 di maggio dello scorso anno, eravamo da quella parte vicino al santuario della piazza, sono cominciate tutte le attività e c'è stata la realizzazione della forma che, ripeto, in quella circostanza pesava più di 1000 kg, ma naturalmente poi con 12 mesi di stagionatura il peso cala, e quindi con questo calo non sappiamo a quanto siamo arrivati e lo scopriremo insieme. Però ecco, è importante sapere che non solo tutta la sapienza delle professionalità, dei pastori, dei maestri caseari hanno fatto sì che tutto questo lavoro si potesse svolgere nella maniera più tradizionale possibile, ma tutto questo è stato certificato dal notaio Alessio Sanna di Nuoro, e quindi è ogni passo, ogni situazione che riguardava questo percorso lungo un anno, che è cominciato 3 anni fa, ma lungo un anno, è stato ovviamente tutto quanto seguito, certificato dal notaio Sanna di Nuoro, affinché si potesse presentare il dossier per la certificazione del Guinness World Record, quindi Guinness World Record, e quindi con queste certificazioni del notaio si è preparato il dossier, e il Guinness World Record oggi è presente con uno dei 3 giudici italiani, abbiamo detto Lorenzo Veltri, noto anche al pubblico televisivo perché faceva parte con la trasmissione di Gerry Scotti, era uno dei 2 giudici che stabilivano insomma quali record dovevano essere certificati nella trasmissione, appunto lo show dei record, e stasera abbiamo il piacere di averlo qui con noi per certificare insomma il peso, la dimensione e l'altezza di questa gigantesca forma di pecorino sardo che ormai tutti chiamiamo il gigante del Cedrino. Una cosa importante è che oltre alla certificazione del notaio Sanna, tutto il dossier è stato preparato e le attività organizzative sono state seguite con molta professionalità, attenzione, meticolosità dalla società Primore Design e Comunicazione, quindi loro hanno lavorato molto, sono un anno che seguono questo progetto, e quindi insomma complimenti anche a loro per tutto il lavoro, per come è stato svolto e per il risultato che fino a questo momento, anche dal punto di vista mediatico, perché dovete sapere che dal punto di vista della comunicazione la stessa agenzia e società Primore ha avuto modo di diffondere a tutti gli organi di stampa
che tra l'altro stasera sono presenti, ma già nei giorni scorsi hanno diffuso questa notizia in tutto il territorio regionale e nazionale, per cui insomma per un po' di tempo, grazie anche a questa bella scommessa, il nome della Sardegna e di Loculi in particolare ha viaggiato molto nell'isola e nella penisola, quindi siamo molto felici anche di questa comunicazione che possa servire insomma anche a rilanciare i piccoli borghi dell'isola, i piccoli centri e le zone interne che si affacciano verso il mare, che possano diventare sempre di più mete di quel turismo culturale che noi tanto amiamo e al quale offriamo l'accoglienza giusta e di cui siamo capaci. Sì, in realtà mi suggeriscono giustamente che c'è un assalto fotografico, quindi noi vedremo nei prossimi giorni, ma già da stasera immagino, tanto movimento sui social, su Instagram, Facebook, Twitter, insomma tutti avranno modo di rilanciare, ma poi insomma avremo non la diretta ma la differita di tutta questa serata, perché sarà trasmessa integralmente, quindi poi ci faremo dire esattamente anche le coordinate per come eventualmente si potrà risalire alla visione di questa giornata, perché poi verrà montata e quindi le fasi salienti saranno trasmesse sul canale Facebook e un canale YouTube. Qual è esattamente? Ce lo vuoi dire così? Fra le tante documentazioni vedremo anche la tua. Giovanni Maria Pina, siamo sul è così integrale. Giovanni Maria Pina, bene. Ok, e poi su Paolo Borrasi c'è la prima parte, quindi già nel primo pomeriggio avete lavorato. Sì, quindi è partito dall'inizio, dal 12 maggio dell'anno scorso, insomma, benissimo. E non poteva mancare ovviamente oggi alla conclusione. Quello era un impegno, quella era una, come dire, era la scommessa. Oggi vediamo se siamo riusciti a vincerla oppure no. Da Bologna. Sì, ma ho visto che ci sono tante persone, ci fa piacere, che vengono da diverse parti d'Italia e questo è molto bello perché insomma poi la Sardegna è famosa nel mondo per la produzione del pecorino, il pecorino romano, il pecorino sardo, insomma tutte le forme, come dire, di produzione casearia che la Sardegna in secoli di storia e di capacità è riuscita insomma a produrre e a esportare, quindi siamo molto felici anche di questo. E quindi siamo felici che ci siano tante persone che vengono anche non solo per vedere, per assaporare, ma anche per vedere un po' di queste nostre attività. E questa manifestazione, come abbiamo detto, contribuisce non poco anche allo sviluppo dei piccoli borghi della nostra isola. Ecco, il sindaco è arrivato, quindi tra un po' chiacchiereremo anche con lui e raccontiamo un po' dal principio, dal 2017, quando è cominciata la prima grande sfida.
questa sfida, fra poco come detto parleremo anche con Alessandro Luche, ma questa sfida è stata ancora più ardua del previsto, perché tutto è cominciato tra l'altro a gennaio per la procedura del riconoscimento del Guinness World Record, ma come tutti sappiamo, insomma, poi abbiamo avuto questo blackout imposto dalla pandemia di Covid-19, quindi è aumentato anche il coefficiente di difficoltà per riuscire ad arrivare a questo risultato, che doveva essere in realtà pianificato e portato a termine nello stesso mese di maggio, cioè a distanza di 12 mesi da quando è iniziato il processo di lavorazione lo scorso anno, il 12, e quest'anno doveva essere previsto per maggio questo momento, ma sappiamo tutti la contingenza che le restrizioni e i decreti del Presidente non ci hanno permesso, insomma, fino ad ora di riprendere, insomma, con le attività, con le manifestazioni collettive. Per questo vi chiedo sempre di mantenere le giuste distanze, così rispettiamo anche le indicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e della Regione Autonoma della Sardegna, e quindi, insomma, nonostante tutte queste difficoltà, a gennaio si è ripreso in mano il discorso, il dossier, e quindi dopo mesi di attesa il 5 maggio è arrivata finalmente dall'ufficio centrale del Guinness World Record di Londra una mail che ammetteva finalmente alla gara verso il Guinness con il titolo "Il formaggio più grande del mondo di latte di pecora", per poter entrare, insomma, a pieno titolo nel prestigioso libro del Guinness World Record. E quindi dal 5 maggio abbiamo avuto, insomma, conferma che l'operazione si poteva completare, e oggi, insomma, dopo tanta attesa, finalmente tra un po' scopriremo davvero se la scommessa di una comunità come l'Oculi, di un territorio come quello della Baronia, ma di un'isola intera, finalmente sarà vinta. E dopo 10 anni il titolo di Ascoli Piceno speriamo possa essere riscritto. Adesso, questo facendo i debiti scongiuri, aspettiamo naturalmente l'operazione di pesatura e misurazione anche del diametro e dell'altezza per documentare tutte le caratteristiche di questa gigantesca forma di pecorino. Alessandro, come procedono le cose? Ok, allora ti aspettiamo sul palco, perché tra qualche minuto però ti vorrei qua, perché insomma vorrei anche raccontare un po' la genesi di questa iniziativa, a partire dalla tua intuizione del 2017. Eccolo qua, trova. Ancora le procedure in atto, tutte le fasi formali che il giudice Lorenzo Veltri dovrà valutare prima ancora della pesatura del formaggio, ma Alessandro ha detto che praticamente tutto è pronto, aspettiamo una sua indicazione.
poi finalmente sveleremo insomma questo nostro nuovo impegno, questa scommessa. Ricordo che nel pomeriggio è stata pesata la tara, perché c'è una piattaforma che sostiene la forma di formaggio, e quindi quella è già stata pesata e sarà detratta naturalmente dal giudice Veltri per dare il peso netto di quella che è appunto la sfida di Loculi e della baronia. Ecco, sono iniziate le procedure, il grande muletto sta cominciando ad inforcare il pallet, o comunque la struttura che contiene il formaggio. Voces e ammentos, preparatevi, perché fra un po', prima ancora di dare il peso, vorremmo ascoltare un vostro canto, così insomma creiamo ancora più suspense e più attesa.
questa operazione può essere fatta in silenzio, ma adesso finalmente un applauso liberatorio lo possiamo fare. Adesso un applauso liberatorio lo possiamo fare, sì, suoniamo, suoni anche lei, clacson, tutto, facciamo come i matrimoni. Allora, io non so se poi mi daranno le indicazioni, se 1,65 il diametro, insomma questo lo vedremo tra poco, ma adesso, visto che ci sarà qualche momento in cui appunto si dovranno ancora come dire, valutare una serie di cose da parte dei giudici, e quindi io chiedo adesso al coro Voces e Ammentos di Galtellì se ci può fare almeno un canto iniziale, va bene, proprio qui davanti, non appena va via il mezzo naturalmente, perché altrimenti copre le voci e questo non va bene. Allora qui c'è la sua etichetta che è riportata anche nella grafica del flyer che vediamo lì, è il comune di Locri, il gigante del Cedrino, Guinness World Record, il formaggio più grande di latte di pecora. Stanno facendo tutta una serie di valutazioni, ancora tutto incellofanato. E adesso mentre si preparano queste fasi, tolgono il cellofano e tutto quanto, prima ancora di comunicare il suo peso e quant'altro, noi ascoltiamo un canto, sarà in acustico, per cui io invito adesso il pubblico a mantenere il silenzio, perché altrimenti non riusciamo ad ascoltarli bene, quindi stavolta dobbiamo, insomma, la scommessa la dobbiamo fare noi come pubblico, se riusciamo a fare silenzio per ascoltare questo canto, che è un canto a ballo, è un canto di festa. Ogni luogo della Sardegna non si può immaginare senza il ballo quando c'è una festa, e quindi loro ci propongono questo canto che ripropone i ritmi e i tempi del ballo, e quindi con il direttore Pietro Marrone il coro Voces e Ammentos di Galtellì è praticamente pronto. Chiediamo per favore di fare un passo indietro, di mantenere anche un po' di distanze se fosse possibile, così, e naturalmente il silenzio che merita questa situazione. Sì, loro adesso devono cantare qui davanti, poi si sposteranno, cioè dopo questo canto vi darò anche la dimensione, io ho detto 1,65, poi vi dirò esattamente quanto sarà, quanto è il diametro, ma lo scopriremo dopo il canto del coro Voces e Ammentos. Prego maestro. No, non è non stai compare. Non No.
Bello questo applauso, vuol dire, direttore, che hanno sentito tutti, ma siccome io ho ancora bisogno di qualche istante, ne approfitto, visto che siete tutti posizionati qua, per chiedervi un altro canto, così questo canto, visto che è intitolato Non Disperes, che è un testo bellissimo di Antioco Casula Montanari, che il maestro Pietro Marrone ha fatto diventare canto scrivendo la musica apposta per questo canto. Non Disperes è un incoraggiamento e quindi questo lo possiamo dedicare a un amico di Irgoli che in questo momento sta attraversando un momento piuttosto difficile, per cui ha bisogno insomma di questo incoraggiamento, per cui questo canto è tutto per Corrado Floris e naturalmente tutti voi lo potete ascoltare con piacere dal coro Voces e Amentos diretto da Pietro Marrone. Luca poi state no, tranquillo.
loro Focus e Mentos, grazie, ma non andate via perché poi un altro canto noi lo vorremmo avere, insomma, poi in chiusura, prima dei Niera, perché poi dopo avremo tanta altra musica dal palco. Caro Sindaco, ce l'abbiamo fatta, almeno fino a questo momento tutto sta funzionando con tutte le difficoltà, insomma, del caso. Ho già detto che saremmo dovuti essere qui a maggio, ma naturalmente tutta una serie di problematiche legate anche alla pandemia Covid ci ha traslato al mese di luglio, ma insomma ce l'abbiamo fatta almeno a presentarlo. Poi adesso fra un po' scopriremo se siamo riusciti dopo 10 anni a sconfiggere il titolo di Ascoli Piceno e far inserire la Sardegna al posto delle Marche in questo piccolo risultato. Io ho detto, vorrei anche anticipare questa genesi perché in realtà è nata da un'intuizione del 2017, avete cominciato allora una piccola scommessa, 1500 litri di latte per fare una forma di formaggio, e da lì poi insomma vi siete veramente allargati fino a questo. È così, Alessandro? Si sente? Sì. Sì, hai ragione Ottavio. Intanto grazie che mi dai la parola e mi dai l'opportunità di parlare davanti a tanto pubblico che veramente è un'emozione solo a guardarvi. Non credo di aver mai visto così tanta gente all'Oculi. Sappiate che è il paese più piccolo della Valle del Cedrino, della Baronia, 500 anime, e quindi mi onora davvero portare il simbolo come onore di questo nostro territorio. Hai detto bene, nasce nel 2017 un po' come la sfida a credere in un record, che inizialmente era il record regionale, seppur non certificato. L'abbiamo fatto con 1500 litri di latte, il secondo anno nel 2018 con 1650, e poi abbiamo voluto osare e oggi siamo qua con una forma fatta con 4650 litri di latte, appunto ambisce a questo primato. Io credo però, se mi consentite, voglio essere presuntuoso. Il primato credo di averlo già raggiunto insieme ai collaboratori, a tutta l'amministrazione che rappresento e che mi hanno supportato, agli allevatori che sono stati molto vicini in ogni momento e che seppur con un po' di incredulità all'inizio mi hanno affiancato e hanno creduto in questa impresa. E quindi il primo traguardo importante è stato quello di mettere insieme tutti gli allevatori del territorio, a partire da quelli di Loculi, ma estendendo l'invito a quelli di Rigori, Unify, Galtellì e anche Eurosei, che ringrazio come veri protagonisti di questa manifestazione. Abbiamo voluto osare però, dicevo prima, perché in ogni caso il fatto di lavorare il latte in piazza ci ha dato l'opportunità di far vedere al mondo, in questo caso veramente al mondo, quanto il settore della pastorizia abbia una sua importanza. Per noi credo che sia l'inizio di un percorso culturale, perché per noi il formaggio è cultura, è tradizione, sta nel nostro sangue, appartiene al nostro DNA. La pastorizia è il settore trainante di tutto questo territorio della Valle del Cedrino, e quindi lo abbiamo voluto portare in alto, elevandolo veramente a motivo di orgoglio per tutti. Quindi è un motivo di orgoglio, però badate bene, non solo per il nostro territorio, per l'Oculi in primis o per i paesi della Bassa Baronia, ma credo che sia veramente un simbolo che rappresenta tutto il nuorese, ma soprattutto la Sardegna nel mondo intero, e quindi questo ci rende onore e ci fa rendere felici di quello che abbiamo fatto e di quello che volevamo ottenere, portare alla ribalta, anche all'attenzione di tutti, davvero di tutti, un qualcosa che spesso e volentieri viene dimenticato. Il pastore è quello che si alza la mattina alle 5 per andare a mungere.
ce lo dobbiamo ricordare questo, non sono solo rose e fiori portare avanti l'attività della pastorizia, ma ancora ha le sue difficoltà, e le difficoltà sono rappresentate spesso e volentieri da un deprezzamento del latte, della carne, della lana. Lo sappiamo tutti, abbiamo l'anno scorso fatto fronte rendendoci noi stessi i primi propulsori di una battaglia a sostegno degli allevatori, quando hanno protestato, anche sversando, seppur come protesta, il latte nelle strade. Però noi abbiamo voluto essere al loro fianco, io per primo e la nostra amministrazione lo abbiamo fatto, ma con un fare festa e per essere tutti insieme qui a sollevare il simbolo della vittoria, mi auguro tra breve, di fronte a tutto il mondo. Insomma, era bello questo applauso, sì, lo abbiamo segnalato più volte, mi sollecitano, io vi ho avvisato più volte, vi prego di mantenere la distanza l'uno dall'altro, vi prego, fate questa cortesia, perché altrimenti noi stiamo riprendendo ora a fare le manifestazioni, non vorremmo che da domani dovesse ricominciare ad annullare tutto proprio perché non rispettiamo le distanze, quindi vi prego mantenete il distanziamento sociale. È una scommessa, bisogna usare, questo è un po' lo spirito, nelle attività produttive della Sardegna. Il sindaco ha detto quanto è importante, quanto conta nell'economia generale l'attività della pastorizia e quante le difficoltà, le battaglie che hanno dovuto affrontare e che ancora affrontano per il riconoscimento, insomma, della dignità del lavoro e del valore del loro lavoro. Ma una delle cose importanti, questa forma di formaggio sarà la più grande del mondo, speriamo, fra qualche minuto, ma è anche frutto della sapienza, perché abbiamo detto, e vorrei sottolinearlo, è stata realizzata con gli stessi metodi tradizionali che si utilizzano per l'attività ordinaria, quindi appositamente sono stati preparati dei calderoni, insomma hanno fatto un lavoro sul filo della tradizione. Sì, allora contrariamente a quello che hanno fatto in Ascoli Piceno, dove hanno lavorato il formaggio all'interno di una cooperativa, quindi in un unico calderone hanno portato il latte alla temperatura per la cagliatura, noi l'abbiamo voluto fare invece in piazza, proprio per rendere protagonisti gli allevatori con il metodo tradizionale. Ognuno nel suo calderone ha lavorato il latte e poi lo ha conferito, una volta avvenuta la cagliatura, all'interno di una fuscella gigante, quella che ha accolto questo formaggio che vedete. Quindi è stato veramente un lavoro d'equipe, di gruppo, che li ha visti tutti in sintonia lavorare insieme in modo coordinato, grazie anche al Casaro che ci ha aiutato sin dal primo anno, e lo richiamo, il Pietro Veleda, ci ha aiutato proprio a coordinare gli allevatori nelle operazioni, nelle fasi di lavorazione proprio del latte. Questo mi porta già a lanciare un ringraziamento proprio alla cooperativa La Rinascita, che inizialmente, consentitemi di dirlo, quando mi sono presentato per proporle questa iniziativa mi hanno guardato con titubanza, forse avranno detto questo o è pazzo o comunque non so dove vuole arrivare. Siamo arrivati qua. La cooperativa forse oggi ha una visione diversa, nel senso che ha detto, con le difficoltà che ci sono state dal primo momento, però siamo arrivati a questo punto, non abbiamo abbandonato la nave, abbiamo continuato dopo il primo anno, le difficoltà del secondo, e siamo arrivati al terzo. Certo, ci ha creato un po' di problemi adesso il Covid, perché non ci ha consentito, è giusto dirlo, fare la pesatura ai 9 mesi che maturavano, i 9 mesi di stagionatura a febbraio. Noi stiamo facendo le verifiche dopo 1 anno e 2 mesi, e quindi rispetto ai 9 mesi invece di chi detiene il record ad Ascoli Piceno, quindi già anche un discorso di tempistiche più lunghe rispetto al record che esiste. Ma noi volevamo osare anche su questo. Esatto, quindi noi speriamo che insomma poi tra qualche minuto possiamo davvero avere questa soddisfazione. Hai parlato di una cosa importante, cioè il coinvolgimento della cooperativa, degli allevatori del territorio, i comuni del territorio. A proposito di questo mi fa piacere, se sei d'accordo, invitare anche un rappresentante del territorio in consiglio regionale, l'onorevole Franco Mura, che so che è qui in piazza, per cui se Franco, sì, ci fa piacere insomma un tuo saluto, e quindi visto che insomma così
qui porti anche tutta la, come dire, l'entusiasmo e il lavoro del territorio che tu bene conosci, prima da sindaco e ora anche da consigliere regionale. Ha preso la scorciatoia, noi volevamo fare una cosa comoda dalle scale. Onorevole, buonasera. Carissimo. Allora, ecco il microfono per un saluto, insomma, doveroso da parte tua. Grazie a tutti. Scusa, sono un po' timido, quindi non ci ha creduto nessuno. Nel senso che mi fa veramente piacere essere qui insieme a voi e soprattutto perché abbiamo seguito anche da vicino quella che è stata un po' l'evolvere già dall'anno scorso. Ne abbiamo parlato col sindaco, dal quale io lancio subito un messaggio. Ci stavamo un po' ragionando adesso con altri amici, nel senso che mi sembrerebbe il caso di mandare un segnale, quindi di presentare un progetto in previsione futura, che questo evento non deve assolutamente morire quest'anno, nel senso che stiamo anche vedendo e ricostituendo e modificando la legge numero 7, quella dei grandi eventi. Io penso che questo territorio meriti anche qualche riconoscimento in questo senso. Quindi, caro sindaco, vediamoci un attimino e cerchiamo di organizzare per presentare anche una proposta che non serve solo per il comune di Loculi, ma serve per tutto il territorio. Lo hai detto tu, lo vorrei fare anch'io. Ringrazio anche la cooperativa. L'altro giorno siamo andati a fare proprio un sopralluogo anche per capire un po' quali sono un po' le problematiche, quindi abbiamo avuto modo di vedere da lontano questa forma di formaggio veramente straordinaria, e vorrei ringraziare questa cooperativa che non credo, è l'unica in Sardegna ad oggi dove il prezzo del latte viene pagato a €1, dove in altre realtà di tutto il territorio regionale abbiamo difficoltà. Sapete benissimo, il prezzo del latte viene pagato 70, massimo 80 centesimi. Questo è veramente un gioiello e ce ne possiamo vantare, che è un gioiello che appartiene alla Bassa Baronia. Li vorrei salutare. Bene, io vi ringrazio, come si dice a Terosan Normenzus. Grazie onorevole. Grazie. Tra l'altro, certo, il record speriamo che possa durare per molti anni, ma è bello quello che diceva l'onorevole Mula, che appunto anche con i criteri delle leggi regionali, per fare sì che ogni anno Loculi si candidi per diventare, insomma, il punto di riferimento per quanto riguarda il territorio per l'attività legata alla pastorizia, con altre iniziative speriamo belle ed entusiasmanti, insomma, come quelle di stasera. Grazie ancora anche per questo impegno che ha preso qui stasera. Grazie carissimo, ciao. Allora, a proposito di istituzioni, il Consiglio regionale, noi abbiamo anche la fortuna di avere un deputato al Parlamento sardo, l'onorevole Deida, quindi vorremmo averlo sul palco per un saluto. Vediamo se ci può raggiungere. Deputato Salvatore Deida. Sì, mi dice anche il sindaco che c'è anche il sindaco di Nuoro, Andrea Soddu. Dov'è Andrea? Eccolo qua. Ah, onorevole, ma da quella parte è più comodo. Sì, allora nel frattempo che arriva l'onorevole Deida, ci sono due automobili da spostare immediatamente. Allora, una Ford targata EB Empoli Bologna 669 XL e poi una BMW targa CW 984 XW. Queste due auto sono da spostare immediatamente. Ripeto, una Ford EB 669 XL, una BMW CW 984 XW. Grazie, siate gentili, spostatela subito. Buonasera. Piacere rincontrarci in altre iniziative piacevoli. Da poco ci siamo visti per un'altra iniziativa del territorio regionale e oggi per questo che speriamo fra poco possa diventare un record mondiale, la forma di formaggio più grande del mondo, che è curioso che parta da un centro così piccolo, insomma veramente una bella scommessa così importante per tutta l'isola. Ho fatto i complimenti al sindaco perché queste sono iniziative che ogni centro della Sardegna dovrebbe fare per far conoscere la Sardegna nel mondo. Noi sardi abbiamo un difetto, pensiamo che in ogni angolo del mondo conoscono la Sardegna. No, non è così.
Noi dobbiamo far conoscere i nostri prodotti, dobbiamo far conoscere i nostri piccoli paesi, perché la grande sfida per il futuro trasversalmente è quella di far rivivere queste comunità, non farle abbandonare, non farle lasciare ai giovani che sono costretti a emigrare per cercare lavoro. Io devo fare i complimenti alla cooperativa La Rinascita, perché è una cooperativa che nel mondo agropastorale, nel mondo produttivo, io sono un loro cliente da prima di essere anche deputato, perché ho apprezzato il trattamento che riserva ai loro soci, perché sappiamo che purtroppo il mondo agropastorale vive una crisi del prezzo del latte e di tutte quelle che sono le condizioni di produzione del formaggio di pecora. Loro hanno saputo combattere, hanno saputo garantire la qualità, hanno saputo far vivere piccoli borghi con quella che è la tradizione più viva. Io qui mi sento a casa, io vengo dalla Barbagia e quindi capisco benissimo e apprezzo ancora di più l'iniziativa che il sindaco ha voluto mettere in campo con la sua amministrazione, come ha detto tanta gente che viene da ogni angolo della Sardegna per questa iniziativa. Da parte nostra e da parte penso di tutte le istituzioni ci deve essere l'incentivo a portare più turisti, a portare aiuti a queste cooperative e a tutte le realtà produttive. Da parte mia col sindaco ci sarà senz'altro un aiuto, ci sarà una collaborazione, anche perché, ripeto, anche col sindaco ci conosciamo, tutte le istituzioni trasversalmente devono aiutare i piccoli borghi a vivere, e viva la cooperativa anche Rinascita, perché ripeto, era un loro cliente e la loro produzione è veramente un vanto della Sardegna. Grazie, grazie infinito onorevole. Grazie onorevole. Tra l'altro con Andrea Soddo, il sindaco di Nuoro, è bella questa iniziativa perché già lo diceva l'onorevole Deida, questa è un'occasione anche per promuovere i piccoli borghi, i piccoli centri, per quel turismo esperienziale, quel turismo culturale che vuole conoscere insomma le tradizioni, le produzioni locali, e questa insomma mi pare che sia una delle forme più importanti per promuovere il territorio, per cui insomma bisogna fare in modo che si possano sviluppare in tutta l'area del nuorese, in tutta quella che chiamiamo la provincia di Nuoro, si possano, come dire, sviluppare iniziative come queste per stimolare il turismo anche nelle zone interne. Sì, buonasera a tutti, grazie ad Alessandro, al sindaco che ci ha invitato a partecipare a questa manifestazione, un caro saluto a Ottavio. Mi sembra che oggi l'Oculi stia dando una lezione a tutti, perché mette insieme degli elementi che sono fondamentali per guardare con fiducia al futuro. Il primo è puntare in alto. Nella vita, per raggiungere gli obiettivi, innanzitutto bisogna puntare in alto, metterci energia, fiducia e saper fare. E questa forma di formaggio oggi è un puntare in alto da parte di tutto un territorio che non è da solo, non è solo il comune di Loculi, ma è tutta la Valle del Cedrino che si è messa insieme, ha messo a disposizione il proprio latte, l'ha fatto lavorare da una delle migliori imprese del territorio, che è la cooperativa di Unify, e ha fatto una cosa che sino a poco tempo fa era insperata, e forse avremo il record. E in secondo luogo l'ha fatto non utilizzando un prodotto che non è nostro, ma utilizzando quello che è il nostro sangue, il sangue del nostro territorio, che è il latte delle nostre pecore, quello che ha fatto studiare i nostri nonni, i nostri genitori, che ci dà da mangiare oggi e che noi vogliamo che sia anche il futuro. Però per essere il futuro, ha ragione Ottavio, deve essere unito alla visione di un territorio straordinario, paesaggisticamente incredibile, ricchissimo di tradizioni, che dobbiamo saper offrire con intelligenza, con innovazione, convinti di crederci. E se noi proviamo queste cose qua insieme, uniti come territorio, con i nostri prodotti e puntando molto in alto, puntando al record, puntando a essere sempre migliori, vedrete che ci sarà un futuro per noi e per i nostri figli. L'Oculi ha dato una lezione, viva l'Oculi, viva la baronia! Grazie sindaco.
puntare in alto, una bella, come dire, un invito al coraggio, a mettercela tutta sempre, insomma. Abbiamo anche il piacere di avere il rappresentante del Consorzio Pecorino Romano, Leonardo Tilocca, per un suo saluto. Insomma, siamo perfettamente in tema nella nostra attività, che è, insomma, il comparto che segue anche la produzione del pecorino. Sì, grazie innanzitutto, grazie dell'invito, porto i saluti del Presidente e di tutti i soci del Consorzio e credo che comunque queste iniziative servano per tenere sempre alto quello che è l'importanza del comparto e molte volte noi ci dimentichiamo di questo, l'importanza che ha l'allevatore. Purtroppo molte volte viene ricordato solo, non sempre per quello che si fa per buono. Il lavoro duro delle campagne è stato detto negli interventi precedenti. Queste sono le iniziative che devono tenere alto sempre l'importanza del nostro settore e agli amici politici che noi ci rivolgiamo non solo in questi momenti, ci devono ricordare del settore sempre, ogni volta che entrano nei palazzi dove si devono prendere le decisioni importanti per il futuro di questo settore, perché queste sono le occasioni per prendere il microfono in mano e fare le loro dichiarazioni, però chi ha la possibilità di farlo deve lavorare perché questo settore rimanga sempre comunque con la dovuta attenzione. Rinnovo il ringraziamento per l'invito e un ringraziamento particolare a chi si è adoperato per portare avanti questa iniziativa. Mi auguro che sia l'inizio di un lungo percorso e che porti sempre quei frutti. Il Guinness è importante, però è importante anche il lavoro che comunque c'è dietro, perché molte volte la forma può essere anche più piccola, ma dietro quella forma piccola c'è un lungo e grande, doveroso e anche faticoso lavoro. Grazie. Grazie mille. Sì, ok, allora a proposito dei sindaci del territorio, Ignazio Porcu, che è il sindaco di Ergoli, gli fa piacere avere un suo intervento e un suo saluto perché il territorio è coinvolto in questa iniziativa e quindi ecco ci raggiunge. Poi avremo anche il presidente della cooperativa, giusto? Così insomma abbiamo citato tanto perché insomma sono stati veramente molto bravi nel crederci intanto, seguire quella indicazione, poi vedremo se sarà una tua causa vinta, quella dopo, fra un po' vedremo, dopo il peso vedremo se sarà una causa vinta, questo ce lo dirà il nostro giudice Lorenzo Veltri, lui sarà insomma la persona severa che ci dovrà dare l'indicazione. Sindaco, eccoci qua, buonasera intanto. Grazie della presenza, è bello che ci sia, guardate che è molto importante che il territorio sia, perché noi abbiamo detto che era l'unione dei comuni della Bassa Baronia, gli allevatori, la caseificio, ma quindi il fatto di avere i sindaci è una testimonianza, insomma, che davvero così c'è stata questa unione e forse questa è stata la prima scommessa vinta, quindi così, per cui ecco sindaco, un saluto anche da parte sua. Buonasera a tutti. Un colpo basso perché non avevo preparato alcun discorso, preferivo vedere. Si faccia ispirare da questo profumo meraviglioso. No, beh, ormai la forma di formaggio ormai parla da sé, per cui non vorrei neanche essere troppo ripetitivo perché ormai si sono dette tante cose, abbiamo descritto bene quella che è la situazione locale. Come già fatto in precedenza non posso far altro che ringraziare Alessandro per aver dato l'opportunità a tutto il territorio e oltre anche la regione Sardegna di poter conoscere quelli che sono i nostri prodotti. Non avevo potuto partecipare l'anno scorso alla produzione, diciamo, del formaggio, per cui era assolutamente importante che oggi ci fossimo, anche per naturalmente dimostrare la nostra vicinanza e collaborazione in tutto quello che può essere, tutto quello che comporta comunque l'organizzazione di un evento di queste dimensioni. Poi la presenza delle persone che ci sono, diciamo che concretizzano quello che è il risultato, per cui poco altro. Spero che nel futuro si possa ancora eventualmente migliorare il Guinness, magari riusciamo a trovare qualche sistema con la cooperativa per migliorare il Guinness e quindi comunque renderlo un evento continuativo nel tempo. Niente, buona serata a tutti. Grazie sindaco, grazie infinite. Speriamo che questo
Guinness possa resistere a lungo. D'altronde, se ci pensate, noi non sappiamo ancora naturalmente, ma quello di Ascoli Piceno è in piedi da 10 anni, insomma, quindi dal 2010 è stata realizzata l'allora forma di formaggio di pecora più grande, con latte di pecora più grande del mondo. Vediamo stasera se superiamo i 535 kg. Come? Il presidente della cooperativa vuole parlare dopo il record, sappiatelo. Adesso viene qua e ci dice le sue sensazioni. Prego, presidente. No, poi vediamo se il record confermerà tutto, quindi va bene così. Buonasera a tutti. Beh, intanto complimenti però per la vostra cooperativa, per tutto quello che fate, per come soprattutto lo fate intanto. Grazie. Non voglio parlare della cooperativa, io vi vorrei parlare di chi ha realizzato o chi ci ha permesso di essere qua. Parlo del sindaco Alessandro Lucche. Racconto un piccolo aneddoto. Ho provato in tutti i modi a dissuaderlo nel 2017. In Sardos, quando è venuto a parlare con me, io pensavo a Don Zimmarco che gli ha incassato un'idea. Però faccio la traduzione, ogni pazzo ha la sua idea. Gli ho raccontato che la cooperativa è nata nel 1960, che l'ha diretta per 35 anni un signore che ha fatto della concretezza il suo pilastro di gestione, e che io dopo pochi mesi non mi volevo imbarcare in un rischio del genere. Comunque gli ho raccontato che eravamo 136 soci, che c'erano tante famiglie dietro e che io non mi mettevo a giocare per un piccolo capriccio o per un'idea di un sindaco. Dopo qualche mese ero convinto di avergli fatto passare la voglia me lo ritrovo in ufficio una mattina, marzo del 2017, mi dice: non facciamo più la forma più grande al mondo, però vogliamo fare una forma in piazza. Io ho detto: ancora meglio, sì, è normale fare una cosa del genere per tutti i sistemi di sicurezza eccetera nel fare una forma di formaggio. Comunque io faccio la mia proposta: se tu vuoi io ti vendo il latte, me lo paghi 1,50 € e ti mando anche il dipendente del caseificio a aiutarti. Non sto scherzando, era l'ultima tecnica che potevo provare per dissuaderlo. Alla fine dice: io non ne ho soldi, Locolo è un paese povero, non abbiamo soldi, mi devi aiutare. Gli ho detto: guarda, o te lo vendo o te lo danno gratis ai tuoi compaesani, i nostri soci. E gli ho dato un elenco di tutti i soci, gli ho detto: tu me lo porti qua, firmato, con i quantitativi di litri che ti regalano a gratis, e io mi impegno ad aiutarti in questa forma di formaggio. Io ero sicuro che non sarebbe riuscito a farlo, perché nessuno gli avrebbe dato un litro di latte. A un avvocato non sapeva nulla di formaggio. Alla fine mi sono dovuto ricredere e siamo tutti qua. Quindi propongo a tutti voi di ringraziare Alessandro Lucche, e solo grazie a lui Grazie, è una bella testimonianza, un bel racconto, insomma, che la dice lunga anche sulla determinazione del sindaco di Loculi. Allora, ci siamo, però ecco, se mi consenti, Ottavio, infatti intanto ringrazio per le belle parole degli interventi che sono stati fatti e quindi per la vostra presenza, però ci stiamo attardando. Adesso iniziamo con le operazioni con il giudice di verifica e quindi ci avviciniamo. Sì, e poi subito dopo, una volta che per festeggiare, faremo un altro canto col coro Vocesiamentos. Però adesso è arrivato il momento, insomma, di certificare finalmente se questa forma di formaggio è veramente la forma più grande del mondo, se siamo riusciti tutti noi a vincere questa scommessa. E adesso vediamo, insomma, le misure parleranno chiaro e il giudice Lorenzo Veltri, insomma,
Guinness World Record se tutto è andato per il verso giusto. Allora, buonasera a tutti, sono Lorenzo Veltri, giudice ufficiale del Guinness World Record, e sono qui oggi felicemente presente dopo un periodo insomma così un po' particolare che abbiamo passato tutti quanti, ed è il mio primo impegno dal punto di vista del mio ruolo da giudice del Guinness, per cui niente, volevo fare solo questo piccolo preambolo che mi rende felice, ecco, per questo, perché significa che piano piano ritorniamo più o meno nella normalità. Quale migliore occasione che per appunto quasi festeggiare questa cosa, essere presente qui e vedere quanto lavoro c'è stato dietro questo tentativo. Spesso e volentieri con i record che ho potuto verificare c'è sempre una bellissima storia dietro, fatta di persone che hanno voglia di mettersi in discussione, e raccontandomi la storia, come è nata e tutto quanto quello che è stata la procedura per arrivare a questo risultato, ha fatto veramente piacere e come al solito grande orgoglio da parte di tutti per arrivare all'obiettivo finale. Veniamo al dunque. Il mio ruolo impone il controllo del rispetto del regolamento. Il regolamento del Guinness World Record in questo caso è che il peso della forma di formaggio sia l'indice da valutare, previo la preparazione del formaggio secondo la ricetta tradizionale, i giusti mesi di stagionatura che per ovvi motivi sono anche andati oltre. Abbiamo verificato tutto questo ormai da un anno a questa parte. Tutto è secondo il regolamento e siamo arrivati ad avere una forma di formaggio con dimensioni metriche, veniamo in che non sono però diciamo indicative per il record, ma è bene sempre prenderle, e sono di 1,60 m precisi di diametro per 28 cm di altezza. Questa mattina abbiamo effettuato anche la tara, perché dal peso complessivo bisogna togliere 51 kg che riguardano appunto questa pedana di legno rotonda e la piattina sotto. 51 kg che sottratti ci siamo ai 649,5 kg, fa sì che l'Oculi si aggiudica un nuovo titolo del Guinness World Record con 598,5 kg per la forma di formaggio di pecora più grande del mondo. È record! Complimenti! Complimenti! È record! Grazie! Di oltre 50 kg abbiamo superato, giusto? Perché era 534,700. Quindi quasi 60 kg in più, insomma, veramente, e con molti più mesi di stagionatura, quindi è un ulteriore problema e difficoltà. Beh, insomma, ma avete fatto bello l'applauso perché sì, è record! Abbiamo la forma di formaggio più grande del mondo, quindi 1,60 m, 598,5 kg, 598,5 kg. E con grande piacere consegno ufficialmente il certificato del Guinness World Record al comune di Loculi. Complimenti. Sì, è record, è record. Adesso sindaco, ma immagino che tutta la squadra sia praticamente pronta per cominciare, perché poi ci sarà una degustazione, perché noi abbiamo parlato tanto, ma adesso la gente vuole sapere, ma potrà assaggiarla stasera? L'emozione è fortissima, neanche io sapevo, dovete sapere, il peso effettivo fino a 2 mesi fa, quindi anche per me è stato una sorpresa, diciamo così.
non ci resta che assaggiarlo, speriamo che sia buono a questo punto. Rimanete qua e trattenetevi perché poi ci sarà la degustazione offerta per tutti, ok? Divertitevi, grazie. Record, abbiamo il gigante del Cedrino, ma possiamo cambiare il nome, il gigante del mondo, perché è la forma di formaggio più grande del mondo. Guinness World Record 2020. Ciao Ascoli Piceno, ciao, ciao. Allora, lì. Allora, sì, su Chessario. Ah sì, infatti vorrei ringraziare non soltanto la cooperativa, ma ecco l'associazione su Chessario che stanno collaborando, insomma, all'organizzazione, stanno lavorando tutti, sono tutti impegnati e lo saranno ancora di più adesso. Nel frattempo che si preparano gli uomini con queste asce gigantesche per tagliare il formaggio e poi la successiva degustazione, è possibile ascoltare un altro canto? Ce la facciamo, maestro? Qui è un po' dura perché dobbiamo cercare di fare un po' di silenzio, ma vale la pena perché ci faranno un ballo con il testo di Montanaro. No, questo non era Montanaro, questo è un testo tuo. Perché si raccontano tutti i paesi, insomma, quindi della baronia, un testo a ballo. Ricordami, io ho perso l'appunto, quindi non mi ricordo più il... Vieni. Ah, domenica può andare sul giardino, ecco, e quindi lì saranno menzionati forse in questo giardino anche tutti i luoghi del territorio. Spostiamo un attimo, poi farete la foto, ma adesso ascoltiamo un canto del coro Voces y Amentos e poi la degustazione, ma ci si preparerà anche al concerto dei Niera, insomma tante cose, un menù ricco quello di stasera. La causa è vinta. Complimenti al sindaco Alessandro e a tutta la comunità di Loculi, a tutta la baronia. Ci siamo. No, sta andando con Banale Luca su famiglia, fa molto
Mentos, grazie maestro, grazie del vostro canto. E adesso vedete questi attrezzi sono pronti, potete guardare un po' come questa forma verrà resa un po' a spicchi, perché fra un pochino dovrete recarvi, se vi farà piacere, ma immagino di sì, nel gazebo grande, perché sarà lì la degustazione di questo formaggio. Adesso ci vuole un po' di maestria per riuscire a tagliarlo, ma in pochi minuti riusciranno di certo almeno a darci una prima parte di questo formaggio, e quindi vi potete avvicinare pian piano dopo l'apertura del formaggio al gazebo grande, dove ci sono i ragazzi dell'organizzazione che sono a disposizione per la distribuzione e la degustazione del formaggio. E poi naturalmente, come detto, qui si preparerà, il palco diventerà di nuovo occasione per raccontare musica, miniera con i repertori del loro disco e non solo, visto che insomma da 8 anni sono in attività e hanno realizzato molti lavori valorizzando la lingua sarda in un contesto, come dire, in un linguaggio internazionale che è quello della musica, la musica rock, la musica che ha questo sapore anglosassone ma che ha una forte radice sarda attraverso la lingua, e quindi Niera, che hanno già prodotto fin dall'inizio un lavoro discografico di grande successo. Stasera ce lo racconteranno, ma con altre cose anche nuove del loro repertorio, quindi sarà un concerto piacevole quello che avremo modo di assistere stasera, mentre degusteremo anche questa prelibatezza del Cedrino, il nostro gigante. Allora mi dice che il profumo, perché ha avuto modo di usare un po' l'ascia, il profumo è molto buono, e adesso vediamo insomma se questo primo spicchio l'operazione è compresa anche solo tagliato, insomma. Chi è questo? Ah, io vendi, la fresca come vendi. Ma non bisogna parlare. Spostarsi, prego? Solo due bisogna. Ti pare poco. Ecco. E la... Eccolo qua. Grazie. Vabbè. Non potete immaginare, anzi lo immaginerete fra poco, perché accidenti. Un applauso al nostro grande protagonista. Adesso mi raccomando, lì al gazebo grande vi dovete portare tutti lì, perché sarà quello il luogo della degustazione, e poi questo è il luogo della musica, quindi tornate subito, una volta preso il vostro pezzo da degustare, tornate qui davanti al palco, perché in Niera hanno bisogno proprio della presenza del pubblico, mantenendo le distanze naturalmente, ma qui davanti al palco, così potranno meglio raccontarvi la loro musica e coinvolgervi nella loro musica. Accidenti, che buono. È veramente delizioso questo formaggio. Tra qualche minuto potrete assaporarlo. Ma che meraviglia!
proposito delle documentazioni audiovisive, nel sito del Comune di Loculi ci sono tutte le immagini relative anche allo scorso anno. Paolo Guarrasi ha avuto modo di documentare il tutto e ha pubblicato nel sito del Comune, quindi chi vuole vedere anche la prima parte della procedura, della lavorazione del formaggio, lo può fare visitando il sito del Comune di Loculi. Allora vi invitiamo per la degustazione a raggiungere il gazebo grande, perché lì sarà portata la forma del gigante del Cedrino, quindi avremo bisogno qui di spazio qui davanti al palco per il mezzo che dovrà trasportarlo, per cui vi invitiamo già a raggiungere quello spazio. Nel frattempo ci saranno le prove di suono dei Niera e una volta sistemate tutte le formalità e il soundcheck avranno modo insomma di offrirvi il loro concerto e a quel punto potrete riavvicinarvi di nuovo di fronte al palco per vivere insomma questa bella esperienza musicale che Niera avranno piacere di offrirvi. Praticamente questa prima parte della serata si sta insomma consumando nel modo migliore possibile. Abbiamo raggiunto l'obiettivo, vinto la scommessa, guadagnato l'inserimento del nome del Comune di Loculi nel Guinness World Record e grazie, un ringraziamento, abbiamo ringraziato tante persone, amministrazioni, ma c'è un ringraziamento speciale che io vorrei fare, perché tutto il dossier e la pratica, l'organizzazione per ottenere questo risultato, il Guinness World Record, è stato eseguito dalla società Primore Design e Comunicazione, quindi grazie a loro è partito un applauso, mi piacerebbe farlo tutti quanti, perché insomma la professionalità arriva e ottiene risultati quando davvero si lavora con passione, professionalità e capacità, per cui grazie a Primore Design e Comunicazione e complimenti davvero. Vi invito a raggiungere il gazebo grande, perché adesso verranno a prendere la forma di formaggio, quindi questo spazio dovrà essere liberato. E poi insomma musica, e poi siamo stati tutti testimoni insomma di questo appuntamento. Cominciamo a liberare il palco per piacere, piano piano, perché adesso dovremo cominciare a far salire i musicisti, per cui
Vi prego di scattare le ultime foto e lasciare libero lo spazio per l'attività del gruppo. Vi prego il palco, possiamo lasciare libero il palco, grazie. Ok, stiamo liberando il palco e fra un po' il gigante sarà portato al gazebo grande. Sì, facciamo scendere. L'acqua. Allora, vi prego per favore di liberare questo spazio perché adesso invitiamo il manovratore del muletto, l'operatore del muletto che deve venire a prendere il gigante per portarlo nel gazebo grande. Poi Pietro De Ledda, cortesemente, Pietro De Ledda è atteso qui al gazebo del palco. Per favore vi prego di liberare lo spazio qui perché adesso arriverà il muletto, chiamiamo l'operatore che venga a prendere il gigante. Liberiamo lo spazio davanti al palco e avvicinatevi al gazebo grande e lì ci sarà la degustazione. Intanto tra un'ora circa sul canale Facebook di Giovanni Maria Piras ci saranno tutte le immagini che hanno documentato insomma questo appuntamento. Come è andata? Molta gente davanti. Davanti, vieni qua. È andata bene. Più che fa fatto anche uno di quei castelletti. Andrebbe bene anche quello. Forse quello di ti saluto. Ciao, cercami su Facebook. Sì, va bene. Ok, buonasera. Ciao. Provatore.
Vediamo domani. Ale, dammi un bacino. Dai che andiamo a fare la pappa. Ma va, andiamo a casa, prendiamo un po' di pecorino e ce lo portiamo a casa e mangiamo. Andiamo a prendere. Cosa ti devo dire? Io non sto a aspettare 3 ore per un po' di tempo. Io prendo e me ne vado a casa. Mi spiace. Andiamo a casa, tanto di da mangiare c'è. Sono le 8:30. Sono 8:30? Allora sei di sopra. No, ma prendiamo un tocco di formaggio, se lo portiamo a casa ce lo mangiamo. Perché lì hanno detto che c'è da fare la fine. Va bene. Organizzazione al cazzo, dai, come al solito. Per la gente che c'è da mangiare, figura. Andiamo a casa. Andiamo a casa. Dai, che guarda che stanno. Certo.
Non deve essere un piazza Volevo fare una rappresentare. Devo fare 3 ACG want you for a suck, 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 suck. ACG want you for a suck. Want you see for a suck, suck. ACG. Distorsione si sente. Forse il ACG want you say pro sa. Ok, tastiere? Luca. Un po' le tastiere basse. Appena meno, perfetto. Piccolo piccolo.
il sindaco. Suona un po'. Allora, un po' più su. Va bene, va bene. Piacelo. Vabbè, il colpo casca Cialerù. Bellino, oggi sì. Attenzione, per cortesia, un'informazione per il pubblico. Vi preghiamo, visto che in questo momento non si riesce a mantenere il giusto distanziamento, per cortesia da questo momento dovreste indossare le mascherine, per favore, perché sono le normative che dobbiamo rispettare in funzione, insomma, della presenza del pubblico, per cui vi prego, abbiamo avuto questa indicazione dalle autorità, vi preghiamo di indossare la mascherina perché non ci sono, insomma, le condizioni di distanziamento, per cui anche all'aperto in questo caso è obbligatorio utilizzare la mascherina. Vi ringrazio per la vostra comprensione e collaborazione, grazie, ci aiutate a mantenere l'attività delle sagre, delle feste, delle manifestazioni se tutti rispettiamo le indicazioni. Grazie infinite, grazie davvero.
say A. Effetto di assolo. A say A, say A, say A, A say A, one say A, one. A say A, one. Già più Basta. 1, 2, say A say A, 1, 2, say gli arpeggi che avevi prima sono come presenti. Cammina bene. Mi ruga il mio. Vado su al coro. Allora vi chiedo cortesemente lì intorno al gazebo di rispettare le distanze di sicurezza, altrimenti rischiamo di concludere qui la serata. Grazie a tutti. Distanziatevi e non state tutti intorno al gazebo. Ti sento. Alzami un po' la sua chitarra, ma leggermente. Non ti ho alzato ancora. Più alto. È più alto. Questo è più alto dell'altro. Devi abbassare. Che bel formaggio, eh? Chiama il tipo del muletto. No, l'ho chiamato, ma non so se lo devo. Tra un po' non ne trova più, si prende il palice. Portati un... Attenzione! Non siamo assicurati, è caratteristrale. No, è anche fino. A say A1. One, two, say A say A, 1, 2, say Ma quello è un... L'Ave Maria. No, questo è per la camionetta. Non che sia ancora Posso parlare al microfono? Raffaele. Viva le donne. Adesso lo so. Forte, fatti sentire. Si sente. Allora vi chiedo cortesemente lì intorno al gazebo di rispettare le distanze di sicurezza, altrimenti rischiamo di concludere qui la serata. Grazie a tutti.
Portatevi e non state tutti intorno al gazebo. Angelo! Arriva dovete tenere conto che il record attualmente è tenuto dalla città di Ascoli Piceno, perché 10 anni fa, nel 2010, aveva realizzato la forma di formaggio con latte di pecora più grande del mondo, con 3.500 litri di latte per un peso di 534 kg e 700 grammi, quindi il nostro impegno, l'impegno della comunità di Loculi, ma è la collaborazione dei paesi che abbiamo citato, dei 50 pastori, del caseificio, dei maestri casari, di tutta una comunità, è quella di superare i 535 kg, quindi vediamo che cosa succederà. Questo è l'ingresso in scena del nostro protagonista e diciamo che la cerimonia ufficiale per la pesatura della forma di oltre 1,60 m di diametro, 60 cm d'altezza, che dovrà superare i 535 kg per poter essere annoverata fra i nuovi record. Poi avremo modo anche di parlare